Ciao ragazzi, oggi vi accolgo da Piazza Garibaldi a Legnago, dove tra poco inizierà la Festa dei Sapori di San Martino, che è il patrono di questa città, e la Festa dei Sapori è dedicata proprio alle tipicità agroalimentari di Legnago e del comprensorio, un'occasione insomma per tributare, per dare un omaggio a chi ogni giorno si impegna a contatto con la terra per dare dei prodotti di altissima qualità. Una manifestazione organizzata da Proloco con l'amministrazione comunale e che vi racconterò prima e durante lo svolgimento. Prima perché nei prossimi giorni vi farò vedere diversi video in cui capirete che cosa troverete qui alla fiera. Ma siccome siamo a Legnago mi sembrava giusto farvi scoprire questa splendida cittadina. Ve ne farò innamorare, o meglio, non io, ma delle guide molto particolari, gli studenti dell'Istituto Professionale Medici che stanno arrivando. Eccole qua le mie guide, saranno loro a portare in giro per Legnago me, ma anche voi soprattutto, domenica 12 novembre. Prenotatevi già perché vi faranno fare il tour della città di cui adesso avrete un piccolo assaggio. Ragazzi, siete pronti? Sì! E allora, impostazione! Ciao a tutti, siamo gli studenti dell'indirizzo accoglienza turistica dell'Istituto Medici di Legnago e oggi vi porteremo in un meraviglioso percorso presso questa meravigliosa città. La città di Legnago ha una storia antichissima, risale addirittura all'età del bronzo e vede come protagonisti Longobardi, Romani, Franchi e dominazioni veneziane. Nel 400 la città di Legnago divenne una città fortificata. Con il trattato di Luneville la città di Legnago vede separarsi con un confine di Stato, la città di Porto sotto controllo asburgico e invece la città di Legnago sotto controllo francese. Oggi, oltre ad essere un grande centro militare, è conosciuto anche per i suoi borghi medievali, le sue piccole viuzze e i suoi vicoli, ed è per questo che la rende caratteristica. Omaima, tocca a te! Piazza Garibaldi diventò il cuore pulsante di Legnago alla fine dell'Ottocento. La demolizione delle mura cittadine consentì di costruire un'ampia piazza e un corso principale. Il nome della piazza deriva da Giuseppe Garibaldi, che visitò Legnago l'anno successivo all'unificazione del Veneto con l'Italia. Il 10 marzo 1867 Giuseppe Garibaldi soggiornò nell'albergo Paglia, che era presente in questa piazza. Il segno della presenza di Garibaldi sono i cimeli che si trovano nel museo della Fondazione Fioroni. Nel 1986 fu inaugurata la statua che rappresenta il Sole nascente, opera di Gio Pomodoro, uno degli artisti più importanti dell'era moderna. Questo è il Palazzo Svampato Pescarini e si tratta di un elegante edificio eretto circa nel 1929. Con la sua sontuosità e con le sue grandi ricchezze viene considerato uno dei palazzi più eleganti di tutta Via Fiume. Si può trattare anche di un capolavoro da ammirare perché per le sue grandi arcate e per i suoi affreschi decorativi che possiamo trovarvi al suo interno. Palazzo Scodellari, chiamato anche Palazzo del Capitanio, rimane una meraviglia dello stile gotico veneziano ed è stato fondato all'incirca nel XV secolo. Per quanto riguarda invece i danni che potete notare su questo palazzo, sono stati subiti durante la Seconda Guerra Mondiale, più precisamente nel 1944, però comunque rimane lo stesso un affascinante dimora nel quale al suo interno possiamo trovarvi un enorme cortile con delle splendide decorazioni in marmo e già orloggiato. Il Duomo di San Martino è dedicato al patrono di Legnago. L'esterno della chiesa si presenta con una semplice facciata a capanna di mattoni e una torre rettangolare addossata al fianco nord dell'oratorio dell'Immacolata, adiacente alla chiesa. L'esterno è semplice, ma l'interno è spettacolare, con una navata rettangolare fiancheggiata da 8 semicappelle e un profondo presbiterio, chiuso da un abside semicircolare, arricchito poi da varie opere d'arte, tra cui la Pala di San Martino del 1840, un dono votivo della comunità legnaghese per la scampata inondazione dell'Adige del 1839. E non dimentichiamoci le 6 campane del campanile, fuse nel 1900, e pensate che la campana maggiore pesa 982 kg. Il Torione è il simbolo di Legnago. È un esempio di architettura militare che ha difeso la città per secoli e nel 1465 i veneziani sono riusciti a rinforzarlo ponendo ai 4 angoli dei torioni eretti rotondi. In origine c'erano 4 torioni, questo è l'unico rimasto. Pensate che è riuscito addirittura a resistere a 2 dominazioni, quella asburgica e quella napoleonica.
Tra il 1848 e il 1866 Legnago entra a far parte del Quadrilatero, che era un sistema di difesa lombardo-veneto-austriaco, i cui vertici erano occupati dalle fortezze di Verona, Mantova e Peschiera del Garda. Oggi il Torione è ancora un'icona della città. Qui siamo nel museo archeologico, inaugurato all'inizio degli anni 2000, in cui si trovano i più importanti reperti preistorici ritrovati nelle grandi pianure veronesi. Questo museo è ospitato in un edificio militare del XIX secolo, adibito inizialmente come caserma per l'alloggio e successivamente trasformato in ospedale militare. Negli anni 30 del Novecento le sale dell'ex ospedale divennero per la prima volta sede espositiva dei reperti preistorici ritrovati nelle grandi valli veronesi. E anche questo è un vanto per tutta Legnago. Proseguiamo il nostro percorso con Villa Fioroni, un edificio del 1887 che ospita una collezione privata di cimeli della famiglia Fioroni. Maria Fioroni, storica e archeologa, porta avanti la sua attività di collezione proprio all'interno del Museo di Famiglia, che in seguito convertirà in un museo per raccontare la storia di Legnago. Le 8 sale del Museo del Risorgimento, partendo dall'epopea napoleonica, raccontano il percorso tortuoso dell'Unità d'Italia. I moti carbonari e mazziniani, le vicende del 1848, la seconda guerra d'indipendenza e il mito del generale Giuseppe Garibaldi, che rivive grazie a dei suoi straordinari cimeli di proprietà che sono conservati qua dentro. Le sale del piano terra raccontano invece la storia della Legnago medievale e rinascimentale tramite una ricca collezione di armi e ceramiche. Legnago è stata spesso centro di contese fra Verona e Venezia e i leoni di San Marco sono ancora presenti in città come segno della sua storia. Camminando per Legnago si possono notare 5 bellissimi leoni in pietra. Questi leoni hanno il Vangelo di San Marco sotto gli artigli e sono simbolo della potenza veneziana e ancora oggi adornano le porte della fortezza. La storia del Teatro Salieri è una storia molto affascinante perché i lavori vennero interrotti a causa della Grande Guerra e furono ripresi e finiti frettolosamente nel 1925 per la commemorazione del primo centenario della sua morte. Antonio Salieri era un noto musicista legnaghese e scomparve nel 1825 alla corte asburgica. Il Teatro Salieri aprì le porte al pubblico nel 1933. Nel 1934 ci fu l'intitolazione a nome di Antonio Salieri. L'architettura esterna riprende lo stile neorococò, invece quella interna è semplice e moderna. Oggi il teatro ospita spettacoli di altissimo livello, nazionali e internazionali. Il Parco Comunale, cuore e polmone verde di Legnago, con una storia unica. Era infatti originariamente una zona marginale, che poi è stata trasformata in un parco bellissimo. A fine del 1800 questa zona infatti era estremamente provata dalle ingenti movimentazioni del terreno dovute alla costruzione della linea ferroviaria Mantova-Legnago Est. Il comune di Legnago quindi decise di rivalutare questa zona costruendo un ippodromo, infatti proprio per questo è dovuta la sua forma ovale. Successivamente, negli anni 30 del secolo scorso, è stato deciso di farlo diventare un parco cittadino, decorato con aiuole e siepi e circondato completamente da filoni di platani che erano già presenti ai tempi dell'ippodromo. Questo è il cuore verde di Legnago. Oh, ma quanto sono bravi questi ragazzi! Da Ti porto io a Ti racconto Legnago. È un attimo. Ricordatevi, domenica 12 novembre alle 14:30 qui da Piazza Garibaldi avrete l'onore di farvi accompagnare da queste belle facce, eccoli qua, in giro per la città. E queste sono le docenti. Ragazzi, cosa diciamo? Vi aspettiamo! Già.